Buongiorno a tutti e a tutte, e forse qualcuno di voi c'era anche ieri. Bene, vuol dire che abbiamo cominciato un tragitto insieme, insomma. Io vi ringrazio della partecipazione. Questa è una delle iniziative che rientrano all'interno dell'iniziativa dello SPI metropolitano della CGIL, dello SPI della CGIL, Tragitti e diritti, che ha come tema fondamentale il tema della violenza, che poi sono tutte quelle forme che proibiscono i diritti dell'uomo. Durante il percorso di costruzione della mostra è successo questo fattaccio, che è uno dei tanti che sono successi, che però ha innescato una reazione molto forte, cioè il femminicidio di Giulia. Nel senso che anche ieri, che era la giornata internazionale sulla violenza di genere, abbiamo visto delle piazze piene, e quindi questo è un motivo anche di grande soddisfazione, nel senso che dà l'idea che si stiano muovendo le coscienze, diciamo, rispetto al tema, soprattutto con la presenza di tantissime donne e di tantissime donne giovani. Ieri abbiamo fatto un dibattito molto interessante con la presenza del centro antiviolenza e di un ex giudice, e ci siamo impegnate formalmente come SPI di metropolitano di dare un sostegno concreto ai centri antiviolenza di tutta la provincia di Venezia, per promuoverli, perché ci dicevano appunto che solo il 5% delle donne che hanno subito violenza si erano rivolte ai centri. Quindi credo che sia importante che tutti noi, nelle varie forme, facendo rete, riusciamo a incanalare queste persone che sono vittime di una situazione dolorosa, pesante, a chi potrebbe anche dal punto di vista anche tecnico aiutarle, sapendo che non è solo il tecnico che aiuta, ma è complessivamente il sistema. La giornata di oggi farà da moderatrice la Francesca Lamon, segretaria della Lega di Mestre, perché ieri le ho citate tutte per indicare il suo, che vi presenterà anche per prima cosa gli ospiti. Io vi ringrazio e vi auguro che sia interessante la discussione. Grazie. Grazie Alicia Barzan, anche a me due parole, perché arriviamo da una giornata molto importante come quella di ieri, e si dice che sia stata una pietra miliare per la presenza nei cortei di Roma, Milano e Messina, ed è stata definita una marea. Anch'io ne sono felicissima e spero molto che la bulimia alla quale assistiamo in questi giorni su questi temi serva a qualcosa e si consolidi. Mi preme anche evidenziare che nei cortei c'era, come c'è sempre stata, la presenza della CGIL ieri e come sempre. E il Sindacato Pensionati Italiani e la CGIL ci sono, ma ritengo che non abbiano abbastanza visibilità sulla stampa e nella televisione. E per tutti è più facile evidenziare manchevolezze vere o presunte piuttosto che rimarcare la presenza costante in tutti questi decenni del più grande sindacato italiano, qual è quello della CGIL. Per cui sì, lì ci ha già detto tutto sulla mostra, molti l'hanno già visitata, oggi vi ricordo l'ultimo pomeriggio per andare a vederla fino alle 19:30. E siamo qui con Serena Bersani, che è qui al mio fianco, e Maria Cristina Marzola, che dialogheranno insieme su un tema molto importante e che riprende alcuni aspetti che abbiamo visto ieri. Alcuni di voi c'erano, e i ragionamenti fatti col Centro Antiviolenza e con Massimo Michelozzi
ci riportano agli stereotipi e a indagare sugli stereotipi sia in ambito giudiziario, come abbiamo visto, ma sia quelli che sono presenti anche nel linguaggio scritto e nel linguaggio fotografato e nei vari linguaggi presenti. Per cui c'è questo processo di rivittimizzazione, cioè attribuire alla donna la responsabilità della violenza, vittimizzazione secondaria, che è operata sia nei tribunali ma anche nei media. E, come dicevamo, la violenza riguarda sia il potere che il controllo e abbiamo a che fare con una società che non ritiene gli uomini responsabili del comportamento che hanno e minimizzano la gravità dei fatti che accadono. Per cui anche il modo con cui raccontiamo o leggiamo dei femminicidi influisce sull'opinione pubblica, perché la scelta delle parole giuste, delle immagini appropriate è fondamentale e oggi lo vedremo attentamente. Abbiamo la Convenzione di Istanbul, abbiamo il Manifesto di Venezia, ci sono già tutte le indicazioni per procedere, l'importante è farlo, per cui è tutta l'informazione che deve cambiare passo e rappresentare i fatti che accadono in modo corretto. Per cui sappiamo che la parola forma il pensiero, per cui diamo corpo a delle parole giuste ed eque. E allora, per avere maggiore consapevolezza di tutti questi temi, dialoghiamo con Maria Cristina Mazzola, che è artista e fotografa e che coniuga molto bene l'arte e l'attivismo sociopolitico. E dopo un'intensa attività lavorativa e sindacale, durante la quale ha svolto incarichi istituzionali anche a livello europeo, proprio sui temi del lavoro e sulle politiche di genere, ora dal 2022 può dedicarsi alla grande passione delle arti visive e alla propria ricerca artistica. Che dire, Serena Bersani, intanto dobbiamo farle subito i complimenti perché è stata nominata da pochissimi giorni presidente dell'associazione Giulia, cioè Giulia sta per Giornaliste Unite, Libere e Autonome, scusate abbasso perché non vorrei mai, so che è composto da ben 800 giornaliste, per cui dopo ci parlerai, spero bene, di Giulia. E per 8 anni è stata anche presidente dell'Associazione della Stampa dell'Emilia Romagna ed è consigliera dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna. Mi pare di aver detto tutto, casomai lo aggiungo dopo. Grazie e vi ascoltiamo molto volentieri. Parto io a raccontarvi come è nata l'idea di questo incontro. Quando sono stata coinvolta nella partecipazione all'organizzazione della mostra che qualcuno di voi sicuramente ha visto, che è esposta giù nel chiostro, mi sono un po' documentata su come è rappresentata dal punto di vista dell'immagine la violenza di genere. La rappresentazione dei temi di genere, della donna e delle questioni femminili è un tema che io attraverso da più di 30 anni con un lavoro fatto insieme a Maria Piamiani dell'associazione CID presso il Centro Donna di Mestre, con dei corsi che si chiamavano Intorno alla fotografia e poi Camera D Accademia Fotografica, in cui abbiamo indagato come costruire, come rappresentare l'identità femminile attraverso la fotografia. Quindi non è una cosa nuova, però mi sono voluta documentare e ho scoperto che un elemento interessante, che la maggior parte della fotocronaca, no, si dice così, è fatta con rappresentazione della vittima e poco, forse ultimamente un pochino di più, della rappresentazione, fotografie degli autori delle violenze, delle molestie, degli stupri fino al femminicidio. E allora mi sono detta, facciamo qualche cosa che porti in luce questo elemento e che provi anche a sensibilizzare, in qualche modo responsabilizzare anche gli uomini, perché penso che questo
elemento che ha evidenziato Francesca Lamont dell'eco così forte in tanta gente rispetto al femminicidio di Giulia, serva anche a far partecipare di più gli uomini a questa questione, essere più presenti nelle manifestazioni e prendersi le loro responsabilità. E così ho realizzato quest'opera che si intitola Io l'ho uccisa, sovrapponendo i volti di questi uomini che hanno commesso un femminicidio presi dal web, non li ho neppure fotografati, e li ho sovrapposti immaginando idealmente quali sono gli effetti degli strati di patriarcato che sovrapponendosi producono anche questi effetti negativi. Ecco, quindi ho poi cercato un po' nel web una serie di articoli, di testimonianze, di analisi su questo tema, e con Francesca abbiamo deciso di condividere pubblicamente questo tema. Ecco, poi siccome io seguo da parecchio tempo Che cosa fa Giulia, l'associazione, non la povera Giulia, l'associazione di cui Serena Bersani è presidente, allora ho provato ad invitarle, sono felice di esserci riuscita. Allora le chiedo, ci racconti un po' meglio che cosa fa Giulia, l'associazione, quali sono gli obiettivi e qual è un po' l'attività, che è anche molto legata all'attività che lei compie, perché si occupa anche di formazione, di corsi di formazione ai giornalisti e agli studenti delle scuole medie, e quindi l'associazione Giulia ha proprio come obiettivo quello di sensibilizzare su questo tema della rappresentazione della violenza nei media, che è proprio il tema che curiamo oggi. Non ci occupiamo di tutto il tema della violenza, ma nello specifico di come la violenza viene rappresentata nei media, sia la carta stampata che altri supporti, e con la parola, con l'utilizzo della parola e dell'immagine. Quindi, prima di tutto, ci racconti un po' di Giulia. Certo, allora intanto grazie a tutti e a tutti per l'invito, mi fa molto piacere perché questo tema è un po' il core business della nostra associazione. Che cos'è Giulia Giornalista? È un caso appunto che il nome sia uguale a quello della povera ragazza, fra l'altro proprio di questi luoghi, di queste terre, che non è neanche l'ultima dei femminicidi purtroppo, perché continuano. Fra l'altro pensate che la notizia del ritrovamento del corpo di Giulia è arrivata proprio mentre era in corso il direttivo di Giulia Giornalista sabato l'altro, sabato 18, e appunto con la mia elezione siamo veramente rimaste sconvolte. Comunque Giulia è un acronimo che sta, come è stato detto, per Giornaliste Unite Libere Autonome, è un'associazione di giornaliste che è nata 12 anni fa per iniziativa di un gruppo di giornaliste prevalentemente della RAI, ma poi si è espansa un po' in tutte le regioni, e adesso appunto siamo oltre 800 giornalisti in Italia che aderiscono a questa associazione. E che cosa fa Giulia? Si occupa prevalentemente di utilizzare un corretto linguaggio di genere quando si scrive o si fa informazione televisiva o qualsiasi tipo di informazione, e in particolare raccontare correttamente i femminicidi, perché lo sappiamo, noi giornalisti e giornaliste abbiamo una grossissima responsabilità, perché raccontiamo il mondo, e quindi come lo raccontiamo è importante evitare gli stereotipi, i bias cognitivi, insomma i fraintendimenti. È sempre molto importante, proprio perché sappiamo che questi influenzano poi l'opinione pubblica in
modo. Quindi di questo fondamentalmente ci occupiamo e mi fa piacere, come prima uscita da Presidente di Giulia, essere a Venezia, perché qui un po' è nato tutto 6 anni fa, il 25 novembre del 2017, abbiamo firmato quello che per noi è molto importante, è il nostro manifesto costitutivo contro la violenza di genere per il corretto linguaggio, che appunto è il manifesto di Venezia, che è nato qua dalla collaborazione della Federazione Nazionale della Stampa, che è il sindacato dei giornalisti, Ordine dei giornalisti, USIGRAI, che è il sindacato dei giornalisti RAI, e appunto su input di Giulia giornaliste. Quindi mi fa molto piacere tornare dove tutto è cominciato e dove abbiamo sentito davvero forte anche attraverso l'associazione Stampa del Veneto l'importanza di questo momento. Fra l'altro questa che non era nata come una carta deontologica, di fatto poi in qualche modo lo è diventata, perché è stata recepita da quello che è il testo unico della deontologia dei giornalisti, che ha aggiunto un articolo, l'articolo 5 bis, che appunto riassume un po' quello che viene detto nel manifesto di Venezia. Quindi adesso io vi parlerò un po' di queste cose, ma vi prego, se avete delle domande, delle curiosità, interrompetevi pure, alzate la mano e poi soprattutto sulla parte visiva ovviamente interloquiremo con Maria Cristina. Io forse consiglierei di spostarsi da questa parte in modo da rendere più visibile lo ok. schermo, magari anche mi sposto un po'. Ecco, vorrei dire altre 2 parole sulle note biografiche di Serena Bersani, che è anche una scrittrice. Per Newton Compton ha pubblicato Bologna giallo e nera, è un'esperta di linguistica. Per il Mulino ha pubblicato Professione giornalista, con Giuseppe Pittano, l'italiano, le tecniche del parlare e dello scrivere. È appassionata di storia locale e di storia delle donne, cosa che mi fa molto piacere. Sempre per Newton Compton ha pubblicato Le grandi donne di Bologna, Il giro di Bologna in 501 luoghi, forse non tutti sanno che è a Bologna, e nel 2018 ha curato la direzione artistica della prima edizione del festival Bologna Rosa e Bologna, Bologna Rosa e Nero, pardon. E poi ultimamente ha questo nuovo ruolo di presidenza dell'associazione. Bene, allora, prima di cominciare a vedere le slide, volevo chiederle di approfondire un attimino quello che già Francesca Lamont aveva introdotto, e cioè un po' una breve idea di che cosa significa vittimizzazione secondaria, che sarà un po' lo schema che vedrete attraverserà tutte le slide, ma diamo qualche elemento in più perché sia più facile, ecco, poi comprenderne l'importanza. Infatti il titolo di questa giornata, di questo incontro, è doppia violenza, no? Proprio perché abbiamo pensato a questo elemento della vittimizzazione secondaria, che diventa una violenza ulteriore rispetto a quella, ecco, della vittima. Sì, la vittimizzazione secondaria avviene tutte le volte che a fronte di un femminicidio, un atto di violenza sulle donne, tendenzialmente ci si pone dal punto di vista del carnefice anziché da quello della vittima, che resta sempre una vittima anche quando, e quindi non si dice che le donne non devono andare all'ultimo appuntamento, perché intanto non si saprà quando sarà l'ultimo appuntamento, ma si dovrebbe dire che sono gli uomini che non devono compiere certe azioni. E tutte le volte che appunto in qualche modo
addossa il comportamento violento a come dire, una stimolazione da parte della vittima, si compie una doppia violenza. Quando si dice era ubriaca, aveva la minigonna, tornava tardi da sola, lo esasperava, lo aveva lasciato, lo aveva tradito, sono tutte forme di rivittimizzazione che non vanno bene e che poi entrano così nel nostro immaginario, non ce ne rendiamo neanche conto, ma quando parliamo di patriarcato lo facciamo a ragion veduta. Purtroppo è una cultura, una subcultura che ci permea uomini e donne, non solo uomini, e è molto faticoso crescere in questo. Tant'è, vi faccio per dire soltanto la parola femminicidio. Quando noi abbiamo cominciato 12 anni fa come Giulia Giornaliste, ai corsi che tenevamo per i giornalisti era quasi considerato una parolaccia, cioè eravamo contestatissime, non si può, che cosa serve usare questo termine, poi vedremo che cosa serve, è cacofonico, suona male. Poi invece adesso è entrato nel linguaggio comune, dal 2022 è entrato anche nello Zantelli, per dire, e quindi è un termine che è stato introdotto, e con esso ovviamente con la parola è stato introdotto anche il concetto che rappresenta. Però appunto ci sono voluti più di 10 anni, quindi sono processi sempre molto, molto lenti, che però insomma bisogna cominciare ad affrontare e pian piano andare avanti. Sì, partiamo allora con le leggi, perché Sì. proprio le leggi sono alla base Adesso di so questo come andare sistema. avanti, che Con la freccetta questa qui. però forse Perché qua. bisogna metterlo su presentazione. Ah, ecco, Presentazione, perfetto. inizia dalla prima diapositiva e adesso dovrebbe andare Perfetto. con quello successivo. Dicevo che appunto le leggi sono alla base del sistema patriarcale che da sempre ha sostenuto uno squilibrio di potere che struttura la relazione tra i generi, una relazione di dominazione degli uomini sulle donne, secondo anche la definizione della piattaforma di Pechino. Esatto. Allora, dicevo poco fa della parola femminicidio, no? Che veniva molto contestata, almeno all'inizio, e invece ha un suo senso perché ha un suo valore. Questo ce lo spiega l'Accademia della Crusca, che è il verbo supremo su quello che riguarda il linguaggio, e ce lo spiega anche il codice penale, che ci dice che è omicidio qualunque azione abbia come conseguenza la morte di un soggetto da parte di un altro soggetto. È vero, esiste la parola uxoricidio quando si procura la morte della propria moglie, è infanticidio, provocare la morte di un bambino, rientrano tutti all'articolo 577 del codice penale, e consideriamo che nel caso della moglie o comunque di uno stretto congiunto o di un bambino ci sono le aggravanti che possono portare fino all'ergastolo. E il femminicidio è una parola che ancora prima che venisse introdotto il codice rosso, che quindi prevede anche delle pene particolari, delle aggravanti particolari per l'uccisione di una donna, moglie, compagna, sorella, o comunque con cui si ha un rapporto in qualche modo di potere. Il femminicidio non solo ci dice che è stata uccisa una donna, ma ci dice anche perché
cioè è stata uccisa una donna in quanto donna da parte di qualcuno che riteneva di poter agire un controllo, un potere su di lei, quindi appunto un compagno, un marito, più raramente per fortuna, o un padre, un fratello, comunque un amico che come in casi anche appunto questi recenti che abbiamo visto, ritiene di poter esercitare un potere sulla donna. Quindi è importante sottolineare che femminicidio non ci dice solo che è stata uccisa una persona, come sarebbe omicidio che può essere un uomo o una donna, ma che è stata uccisa una donna e anche perché in quanto donna. Mi pare che sia importante quelle piccole parole, ma che sono fondamentali, sulla pena, Certo. Perché se è un tipo di reato o un altro c'è una pena diversa. Certo, poi ovviamente sappiamo che la prova si forma in dibattimento, quindi è molto difficile prevedere a priori, ad esempio, quale può essere la pena applicabile a qualche recente fatto di cronaca, però sicuramente l'aggravante della crudeltà, dell'essere il compagno o l'ex fidanzato, o comunque insomma di aver avuto un rapporto di familiarità in qualche modo, sicuramente cambia l'esito del processo. Ovviamente, perché diciamo questo, poi ci meravigliamo di queste cose, ma in realtà se pensiamo che il codice Rocco che prevedeva il cosiddetto delitto d'onore, cioè una pena parecchio scontata per l'uomo che uccidesse la compagna, la moglie, in quanto ritenuta colpevole di tradimento, di abbandono o di qualcos'altro, è stata abrogata soltanto nel 1981, quindi penso tutti noi c'eravamo già, forse eravamo anche già grandi, io sicuramente, e quindi dopo la legge sul divorzio, dopo la legge sull'aborto, il delitto d'onore è stato abrogato soltanto poco più di 40 anni fa, e poi se pensiamo che il reato di stupro non è più un reato contro la morale ma contro la persona soltanto dal 1996, è chiaro che i tempi poi richiedono insomma parecchio tempo per far passare certi messaggi. E appunto il codice Rocco che diceva che chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, quindi appunto persone in qualche modo su cui si esercitava una potestà, nell'atto in cui ne scopre la legittima relazione carnale o nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo, quindi era un delitto contro l'onore, il tradimento, l'onore dell'uomo e della famiglia, è punito soltanto con la reclusione da 3 a 7 anni. La stessa pena soggiace chi nelle dette circostanze cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia e con la sorella, quindi qualcuno che avesse ucciso la moglie e l'amante della moglie rischiava di prendersi da 3 a 7 anni di carcere e poi arrivederci. E quindi questa era la legge, oltretutto il cosiddetto matrimonio riparatore estingueva il reato di stupro, e quindi capite che insomma siamo molto giovani ancora con l'emancipazione soprattutto mentale della donna. Allora, se noi guardiamo un po' i titoli dei giornali, purtroppo ho dovuto inserire il penultimo, oltre
quest'ultimo femminicidio, perché, come abbiamo detto, ha fatto molto, molto clamore. Spesso vediamo che, come vi dicevo parlando di doppia violenza, intanto ci si pone dal punto di vista dell'assassino invece che della vittima, e poi spesso se ne dà una versione in qualche modo romantica, una narrazione romantica, no? Per esempio nel femminicidio di Giulia Cecchettin, Filippo viene descritto come buono, premuroso, ma anche possessivo e geloso, la doppia personalità. Già qui è un modo che potrebbe scriverlo l'avvocato, cioè diamo anche suggerimenti di difesa, no? In qualche modo, la doppia personalità. Qui ancora non hanno fatto nessuna perizia, l'hanno a malapena forse visto e visitato in carcere, non si possono avanzare cose di questo genere, posto che poi anche nel caso in cui una persona sia malata di mente, ciò non vuol dire che non possa stare in un processo e che non abbia agito pienamente consapevole di quello che faceva. Quell'amore cattivo è finito per sempre, ora lo sappiamo, in un posto da innamorati, con il foliage da fotografare, il lago, le montagne, un posto sperduto e magico dove è stato ritrovato il cadavere. Cioè è una narrazione assolutamente fuori luogo questa, perché è una cosa romantica per descrivere un delitto efferrato con un occultamento di cadavere bruttissimo. Poi ancora, per esempio, nei giorni successivi al ritrovamento del cadavere sono cominciati a uscire tutta una serie di particolari che non sono poi fondamentali per la comprensione del fatto che si è già capito, ma come vedrete nel manifesto di Venezia c'è proprio un punto fondamentale del manifesto di Venezia, che è il punto 9, che dice che i giornalisti non devono speculare sulla morbosità di certi racconti soltanto magari per fare un po' clickbait su internet, per vendere una copia di giornali più, per avere un audience maggiore della trasmissione, e quindi anche dettagliare troppi particolari quando non necessario è soltanto, non serve a nulla se non appunto a sollecitare la morbosità del pubblico, ma non aggiungono niente alla narrazione. Purtroppo questo fenomeno, che è sempre esistito e ce lo diceva già 30 anni fa, che non serviva aggiungere certi particolari, però adesso ovviamente con la rete, pur di arrivare primi, pur di avere maggiore visibilità, si dà di tutto. Insomma, è chiaro, non è molto rispettoso anche nei confronti dei familiari che leggono o assistono a certe trasmissioni molto crude. E quindi appunto la molla del trovare una giustificazione all'uomo che commette il femminicidio c'è da sempre, no? Quindi vi faccio vedere un po' di titoli. Quindi Laila, Giulia il fidanzato, voleva lasciarlo, come se essere lasciati fosse una giustificazione. 14 coltellate alla moglie, non accettava la separazione. Poi si è costituito ai carabinieri dicendo: ho fatto una sciocchezza. Gorizia, uccide la convivente, voleva lasciarmi alla vigilia delle nozze. Quindi c'è una che vuole lasciare alla vigilia delle nozze, che evidentemente aveva visto bene, uccide la compagna, come se questo fosse una giustificazione. È vero che viene messo fra virgolette, quindi si capisce
capisce che è lui che si giustifica così, ma si dà sempre voce come dire, al movente, alle scuse che adduce il colpevole. Sì, sembra che ci sia un atteggiamento particolarmente indulgente e una sorta di empatia sproporzionata da parte di chi racconta queste storie, perché in realtà che cosa dovrebbe fare un giornale? Dovrebbe raccontare dei fatti, certo. Ma qui si aggiungono ai fatti altri elementi che servono a sottolineare una sottocultura, perché non vorrei usare esatto. la parola cultura, che è una parola che mi piace molto, e abbinarla certo. a dei fatti così disdicevoli. Quindi certo. ecco, ricrea, aiuta una scorretta rappresentazione di un fatto di cronaca, aiuta a riproporre una cultura sbagliata. E ritorna alla doppia violenza, perché dire ma lei mi voleva lasciare la vigilia delle notte, quindi avevo ragione di ucciderla, no? Che ragione è? Come per esempio, quindi ci sono tutta una serie di parole che noi da tempo abbiamo eliminato dal nostro vocabolario, ma ancora non del tutto, non tutti riescono a farlo passare. Allora il raptus in psichiatria in realtà non esiste. Raptus viene dalla parola latina, dal verbo latino rapere, no? Che è portare via, rapire, portare via, strappare. Sarebbe una situazione in cui improvvisamente una persona di punto in bianco compie un'azione di questo genere. Quando sono proprio gli psichiatri a dirci che solo il 3,6% degli uomini che hanno ucciso una donna erano portatori di una malattia mentale. Nella stragrande maggioranza ci troviamo infatti davanti a uomini che hanno comportamenti violenti, aggressivi, prepotenti, semplicemente una personalità antisociale ed egoistica che non tollerano la possibilità per la donna di operare scelte diverse e autonome. Infatti quasi tutte queste persone hanno dei disturbi antisociali che però non sono malattie mentali, sono quelle che il DSM, il manuale internazionale di psichiatria, classifica nei cluster A, B, quindi cioè sono borderline, sono narcisisti, istrionici, che hanno se stessi mettono se stessi al centro del mondo, che è un disturbo, ma non è una malattia mentale e soprattutto non è un rapus, perché noi sappiamo che nella maggior parte dei casi il delitto avviene dopo una serie di violenze già compiute sulla donna, quindi non avviene quasi mai improvvisamente. Per esempio, marito omicida ore alla PlayStation dopo il raptus mentre la moglie moriva dissanguata. Una tassista violentata a Roma, lo stupratore dice volevo prendere l'autobus ma poi ho avuto un raptus, prende il taxi e stupra la tassista. Oppure ancora, qui trentenne uccide la moglie e si toglie la vita, l'uomo avrebbe ucciso in un raptus di gelosia, ma poi si è andata a leggere nell'articolo tra i due pare ci fossero stati diversi violenti litigi, quindi erano che litigavano e che forse veniva anche agita della violenza, quindi il raptus non ha proprio ragione di essere. E qui c'è anche l'elemento aggiuntivo della gelosia, esatto, quasi a giustificare che certo, la gelosia sia un altro elemento che induce un comportamento che poi portato agli estremi può arrivare a quegli esiti. Ecco, poi qui invece c'è un esempio in cui la vittima
era una escort, e quindi c'è tutta una romanticizzazione dell'assassino che era buono, tranquillo, per bene, incontra questa escort molto seducente che lo induce ad ucciderla, no? Dice, lei era una escort, voleva i suoi soldi, non il suo affetto. Quando Carlo ha visto spegnersi la fiamma dei sentimenti che sentiva ardere, cioè neanche Viala scriverebbe così, si è accesa la scintilla di follia che ha trasformato l'imprenditore buono in feroce assassino. Era predestinato a questo destino, fuori un industriale di successo, quindi l'insospettabile, però dentro era un uomo con complessi di inferiorità, impacciato con le donne. Non si sentiva più sicuro, ci teneva alla relazione con la fascinosa Squillo, che anche Squillo insomma non è un termine che va adottato, e poi vedremo anche un provvedimento preso dai giornalisti proprio a tal proposito. Ma gli piaceva farsi vedere in giro con un'icona di femminilità, pagava per apparire al suo fianco, poi insomma a un certo punto lei non l'ha più voluto e lui l'ha uccisa. Quindi sono narrazioni veramente aberranti. Questo giocava alla PlayStation mentre la moglie moriva dissanguata per il raptus. Nadia uccisa dal fidanzato dopo una lite, quindi c'era stata già la lite, dietro il raptus il sospetto di un tradimento, come appunto se questo giustificasse la lite nata per motivi di gelosia. Quindi appunto il raptus non uccide nessuno, non fa del male a nessuno, perché di fatto non esiste. E anche la gelosia non è un valido, insomma, elemento di giustificazione. Tortura la compagna per 3 settimane, dramma della gelosia, è un'espressione assolutamente inappropriata, sospettava della sua fedeltà e quindi era geloso, e la tortura per 3 settimane. Lite per gelosia, uccide la ex convivente e poi si suicida davanti alla parrocchia. Ha pregato e poi si è tolto la vita, chissà se lo, esatto, se lo salverà. Titoli che poi uno li legge, verrebbe, se non ci fosse da piangere verrebbe anche da ridere, perché uno dice: ma come hai fatto a fare questo titolo? Ella, strangolata dal fidanzato geloso, lui dice mi aveva chiamato col nome del suo ex, e quindi anche questo evidentemente giustifica l'omicidio. Anche qui addirittura il procuratore Cavo di Siracusa che dice omicidio dovuto ai fantasmi della gelosia, come se fosse quello. Poi il fidanzatino confessa, noi abbiamo morto a 16 anni per gelosia, già anche questo uso dei nomi, il fidanzatino, la fidanzatina, cioè, oppure di chiamare la vittima solo con il nome, Giulia, Noemi, come se fosse una cosa lì che appartiene a qualcun altro, non ha neanche un cognome. Sono tutte cose che non bisognerebbe fare. Quindi gli omicidi passionali sono un bello ossimoro, cioè un omicidio non può essere passionale, dove c'è amore, dove c'è passione non ci può essere violenza e non ci può essere crudeltà e un crimine così grave. Anche qui la moglie non accettava la separazione, si stavano separando, lui non poteva accettarlo. Ho fatto una sciocchezza, che la donna è bravissima. Ecco, poi ci sono tutte le altre scuse, no? Era in un periodo di crisi,
crisi, aveva difficoltà finanziarie, era disoccupato, gli era morta la mamma, cioè queste cose succedono anche alle donne purtroppo, però non se la fanno con qualcun altro. Anche qui disoccupato da 2 anni. Non si fanno venire i raptus le No, donne. non si fanno Come venire mai? i raptus, al limite colpevolizzano se stesse, le donne, ma certamente non si sfogano su qualcun altro. Quindi anche qui la gelosia per la moglie che l'aveva lasciato, era andata via di casa e lui era sconvolto, in più era stato licenziato, da 2 anni non aveva più trovato un impiego. Anche Sì, sembra che la stampa di fronte alla violenza contro le donne proponga una narrazione che normalizza la violenza delle relazioni private, Esatto. mentre questi pian piano abbiamo visto che devono uscire dall'idea di una cosa che riguarda un singolo individuo, una singola coppia, Certo. e diventa un elemento collettivo, ed è per questo che penso il lavoro di Giulia sia importante, perché Certo. fa proprio emergere questo elemento di non più una cosa Sì, che- non sono singoli episodi, Ecco. ma è un problema sistemico e pervasivo di cui adesso ci rendiamo conto, ma è un po' che esiste, forse è peggiorato negli ultimi anni da quando le donne hanno comunque più autonomia, più sicurezza, più controllo, lavorano, sono brave a scuola, negli studi, sono in competizione anche con gli uomini, basta vedere nelle carriere poi professionali, quindi questo forse creerà disagio negli uomini, però anche il disagio non è una giustificazione, l'essere fragili e disagiati, tutti quanti, uomini e donne, hanno le proprie fragilità, però insomma le persone normali lavorano su se stesse, non colpiscono gli altri. Quindi il linguaggio che fa la narrazione spesso porta a delle aberrazioni, per cui lui viene descritto in maniera romantica, lei viene in qualche modo sempre colpevolizzata, quindi lui era un bravo ragazzo, era un padre salutare, sembrava un marito modello, nessuno poteva immaginarlo, era esasperato, aveva perso il lavoro, o come dicono i vicini, salutava sempre tanto educato. E invece la vittima ci si chiede sempre ma come era vestita, aveva bevuto, era attraente. Ricordiamoci che abbiamo avuto anche una sentenza di assoluzione di 2 personaggi che avevano stuprato una donna, che sono stati assolti perché lei era troppo brutta, secondo non so quali parametri, criteri o ragionamenti, come se poi queste cose non succedessero a tutti, stuprano anche le 90enni, quindi è chiaro. Quindi con quanti uomini era stata vista parlare quella notte, quanti fidanzati aveva avuto, nessuno si chiede quante fidanzate aveva avuto l'assassino. Tradiva il marito, portava le mutande, anche questo è un fatto di cronaca, perché è stato chiesto in tribunale, dopo lo vedremo, nel processo allo stupro di Firenze. Poi, appunto, una delle cause, forse proprio questo, del fatto che le donne... Puoi lasciare l'immagine, certo. che voglio fare Sì. un commento, ecco. Mi piace fare un commento su questa immagine perché Thelma e Louise qui sono proprio il soggetto e l'oggetto dello scatto, sono loro che fanno la fotografia e rovesciano la tradizionale politica dello sguardo, quella per cui è il fotografo e l'attività del guardare una sorta di prerogativa maschile, mentre il femminile è quello che è guardato. E poi c'è un altro elemento, che quella fotografia che uscirà dalla fotocamera
sarà il loro sguardo su se stesse, in cui sono simbolicamente protagoniste della costruzione della loro immagine, e quell'istantanea potrebbe raccontare il loro essere al mondo e il loro essere per se stesse e non per un altro, per gli altri. Sono d'accordissimo. Fra l'altro devo dire, ho scelto abbastanza a caso questa immagine, cioè avevo scelto il film, ma abbastanza a caso questa immagine, devo dire, un'analisi molto profonda, e sono assolutamente d'accordo proprio dello sguardo delle donne su se stesse. Fra l'altro in un'epoca in cui non c'erano ancora i telefonini che ti facevano, cioè ti facevi l'autoscatto con delle macchinone così. Una Polaroid. Esatto. Appunto, quindi quando le donne si ribellano, questo fa scattare la violenza. Qui Bidello uccide la prof di religione a scuola perché era indifferente alla sua passione, chissà perché doveva invece prestargli attenzione. Ecco, questo è stato il caso emblematico. Ecco perché il marito l'ha uccisa, infedele e da raddrizzare. Perché questo termine lo diceva proprio lui, che Michele Boninconti, la povera Elena Ceste, era una moglie che lui ci aveva messo tanto tempo per raddrizzarla, per tirarla su a modo suo, neanche fosse un cane, una mucca, vero, che poi io non mi permetterei neanche con un cane, sinceramente, e questo è veramente l'esempio. Faccio anche qui un commento sull'immagine, sì, perché molto spesso le immagini che corredano gli articoli su queste tematiche sembrano essere scelte per aggiungere elementi rispetto alla vittima, quindi qui si sceglie un abbigliamento che lascia scoperte delle parti del corpo, che mette in evidenza anche il seno, e quindi penso che mi sono chiesta se non poteva esserci un'altra immagine che a commento, no? Di questa di immagini di Elena Ceste ce n'erano molte altre, per esempio io ne ho viste, ce n'erano alcune in cui lei lavava i piatti in cucina, ecco, per dire che secondo me rappresentava molto di più il suo ruolo nella vita che non in canottiera in giardino, che penso lo facesse raramente. E appunto, a proposito di Elena Ceste e del marito che intendeva raddrizzarla, ricordiamoci che fino al 1963 esisteva il cosiddetto ius corrigendi nel nostro codice, per cui il marito poteva picchiare la moglie e i figli al fine di esercitare la parte potestà. Quindi era come quando andavo a scuola io, firma del padre o chi ne fa le veci, perché esercitava la parte potestà e quindi poteva anche correggere, appunto, ius corrigendi, la moglie e i figli. Sì, ricordiamo che gli insegnanti a volte picchiare i bambini. Sì, adesso credo che sia molti anni che gli insegnanti, oddio, in certi casi c'è ancora, però insomma non è più accettato. A proposito di date di legge, volevo sottolineare che il codice di famiglia è cambiato nel 1975, non sono ancora passati 50 anni, quindi... È vero. E quindi appunto la scusa, lei era arrabbiata, lei era cattiva, lei mi sgridava sempre. Questo fu un caso abbastanza clamoroso, questo signore che uccide la moglie e il titolo è "Lei era sempre critica con Roberto". Insomma, secondo lui lei lo sgridava sempre,
spiegava sempre cos'è la goccia che fa traboccare il vaso, che si preparano per partire per le vacanze, lei lo rimprovera che lui aveva caricato male le valigie in auto, e per questo lui la ammazza. Allora, a parte che è sicuramente vero che aveva caricato male le valigie in auto, perché come tutti gli uomini non sanno caricare le valigie, ma al di là di questo vedete la rappresentazione che ne viene data, una coppia normale, però certo lei è sempre critica con Roberto, dicono i vicini, critica su ogni cosa, nulla era mai abbastanza perfetto per lei e il marito, sempre stando ai conoscenti, non era quasi mai considerato all'altezza. Allora, se anche lei lo svalutava, esiste la separazione, il divorzio. Sì, ma c'è un messaggio ancora peggiore, che è quello di dire alle donne: guardate che se fate le critiche rischiate. Esatto. Quindi è un doppio messaggio negativo, no? Esatto. E ieri mattina la donna avrebbe accusato il coniuge di non essere nemmeno in grado di fare le valigie e caricarle in auto, e questa sarebbe stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Questo insomma destò molto scalpore, fra l'altro scritto da una donna questo articolo, tant'è che poi ce n'era un altro a fianco, anzi il giorno dopo, in cui parlava sempre lui, l'assassino, mai la voce di questa donna non sapremo mai qual era, è riuscita a distruggermi la vita, ha vinto lei, cioè, ha vinto lei sottoterra. E quindi insomma fu molto criticato questo modo di raccontare questa notizia, tant'è che poi la direttrice del giornale, che era una donna, se ne scusò. La vittima, stando a quanto dichiarato ai carabinieri, quindi dal carnefice, avrebbe immediatamente iniziato a insultarlo, sminuendolo e umiliandolo come era accaduto, stando all'uomo, in tutti i 20 anni di matrimonio, perché è stato di 20 anni. Lui avrebbe visto nero per pochi minuti, torna l'aptus, afferrato il martello, ha colpito 3 volte la vittima alla testa. Poi, sempre in questo raptus, che però non finisce con 3 martellate, le ha stretto le mani intorno al collo, quindi ha coperto il corpo con un lenzuolo, in un gesto di pietà, guarda un po'. E quindi Scapola ha agito in preda a un raptus, ne sono convinti gli inquirenti, non un violento, un uomo mite, lavoratore, che voleva andarsene da una donna che a suo dire lo aveva vessato sino all'esasperazione e che lo minacciava se mi lasci ti riduco sul lastrico. Un uomo piegato da quel rapporto, vinto, un uomo che è esploso. Agli inquirenti ha mormorato, ha vinto ancora lei, alla fine è riuscita a distruggermi la vita. Che bel effetto specchio. Un uomo di istrutto che ha chiesto perdono in lacrime, che non ha mai maltrattato la moglie, che ha perso la testa cedendo a una violentissima quanto non giustificabile follia temporanea, anche qui abbiamo già fatto la perizia psichiatrica. E quindi, siccome ci furono poi molte polemiche anche da parte dei giornalisti su questi articoli, la direttrice della provincia di Varese scrisse poi un articolo in cui diceva cronaca nera, reazioni offese e rispetto verso le donne. Lei diceva fare la cronaca è un mestiere difficile, è vero, io ho fatto per più di 20 anni la cronaca nera giudiziaria, però proprio perché è difficile ci devi stare attento a quello che scrivi, quello che sì? Facciamo un commento sull'immagine. Poi Prego. Sì, no, sì. no, se puoi farlo tu perché... No, so già cosa vuole dire, dopo infatti arriviamo, comunque ha ragione, dica pure. No, non volevo, cioè mi ha colpito molto, mi sembra importante questa immagine. Assolutamente, infatti c'è un commento che avrei comunque fatto, perché penso che da un certo punto in poi, magari Serena ce lo può dire, negli ultimi anni la cronaca si è cominciata a illustrarla, la cronaca di questi temi si è cominciata a illustrarla
non solo con immagini appunto di cronaca, cioè prese dal vero, ma con immagini simboliche, quindi che rappresentano non il fatto avvenuto, ma che simboleggiano il significato che c'è dietro le cose. Quindi questo è un tipo di immagine che adesso nelle analisi rispetto a come sarebbe correttamente, come dovrebbe essere correttamente rappresentato questa tematica, viene un po' criticato, perché qui vediamo l'azione del pugno dell'uomo peloso, villoso, virile in primo piano, che sta per o ha già sferrato un colpo, e la vittima con le mani tra i capelli, quindi in una posizione di subordinazione completamente sotto il dominio di lui. Per cui si dice, ma meglio provare a rappresentare una vittima che sia capace, che sia in grado di reagire, che mostri questa capacità di reagire, anziché mostrare solo il ruolo di vittima. E quindi ecco che poi ci sono altre immagini che seguiranno sempre dello stesso stile, e quindi la presa di vista, la soggettiva, è come se fosse presa dal punto di vista del maltrattante e non dal punto di vista della vittima, quindi forse bisognerebbe provare a rovesciare il punto di vista e quindi rappresentare i violenti anche simbolicamente. Esatto, che è cosa molto difficile, però non impossibile. E queste immagini, diciamo, emozionali, simboliche, in realtà devo dire che comincia adesso un po' a passare questo concetto che sono immagini sbagliate, perché io mi ricordo già 30 anni fa, quando lavoravo all'Unità e facevo la cronaca nera, quando dovevo cercare delle foto per, non so, una violenza sessuale o comunque una violenza su una donna, mi trovavo sempre queste foto che aveva fatto il vecchio fotografo dell'Unità, praticamente con sua figlia buttata sul letto, le calze rotte, tutta messa così, tant'è che a un certo punto la figlia disse basta, smettete di pubblicare quella foto oscena, e aveva ragione, e quindi si facevano queste cose qua quando non avevi una foto da mettere, ma insomma ormai si è capito che queste sono foto che non si possono più utilizzare. Prego. Vorrei osservare l'anello del dominio, diciamo, l'anello simbolo di potere, il dominio maschile, e il retaggio scimmiesco preistorico dei peli irtinesi. Secondo me è una bella scelta per esprimere il concetto del maschio rimasto all'età della pietra. Sì, certo, però insomma lei nell'angolo che piange... Chiaro, con l'anello fa malissimo. E dopo vedremo delle altre immagini altrettanto sbagliate, diciamo. Ecco, anche qui fece molto scalpore questo articolo che uscì su un femminicidio a Piacenza, perché lui il giornale lo definì il gigante buono e quell'amore non corrisposto. Dopodiché, fra l'altro, a parte che lui non era neanche del tutto a posto, ma non era un gigante buono, l'amore non era corrisposto perché lei era dichiaratamente lesbica e quindi cioè, non c'era nessuna possibilità, però appunto il gigante buono, quindi non esistono giganti buoni che uccidono, i giganti se sono buoni non uccidono, proteggono al limite. Grazie. E appunto, infatti questo è il caso di Risa Pomarelli,
al processo, quando si è arrivati un anno dopo al processo, il suo omicidio, esatto, non verrà giudicato come un femminicidio. Non si capisce perché, cioè, proprio perché è lesbica, secondo loro in quanto lesbica il suo non è un femminicidio. Fra l'altro, cosa poco nota e anche poco studiata, in realtà le violenze ci sono molto anche nelle coppie omosessuali, sia uomini che donne, quindi non è assolutamente il fatto di essere lesbica che esclude che si sia trattato di un femminicidio. Lui la voleva come fidanzata, lei non ne aveva infatti non si capisce questo abbinamento col fatto che fosse lesbica, non si riesce a dare alcuna giustificazione, spiegazione. Infatti, cioè, è insignificante questo dettaglio, è uno di quei particolari insignificanti, appunto. Che siccome era una lesbica la apparentavano ai maschi, dunque non era femmina, dunque non è femminicidio. Ha ragione, sì. È un ragionamento aberrante, ma probabilmente. Però questo ha avuto un esito anche sulla durata della pena, giusto? Sì, a parte che per questo motivo lui, se non sbaglio, ha avuto il rito abbreviato che di solito non si applica quando si commette un reato che è passibile dell'ergastolo. Invece l'avranno valutato come un omicidio, diciamo, semplice, e quindi di quelli da 30 anni di carcere o 23 anni di carcere, per cui con l'abbreviato questo fra un po' ce lo troveremo a spasso. E se guardiamo anche il campo semantico delle parole usate negli articoli su questo specifico episodio, allora quello del gigante buono era un articolo del giornale, quindi il giornale ha puntato il racconto soprattutto sull'amore rifiutato, cioè sul presunto amore di lui che lei aveva rifiutato, e sul fatto che erano amici e molto di meno sulla violenza. Invece Repubblica ha puntato anch'essa sull'amore rifiutato, ma sulla violenza, sull'amicizia e anche sul dispiacere di lui, che non si capisce perché. Invece il Post è quello che ha puntato principalmente sull'orientamento sessuale della vittima e poi in minima parte sulla violenza. Anche queste statistiche ci dicono insomma un po' come viene orientata l'opinione pubblica. È una visione plastica, queste torte sono una visione plastica, esatto, di come questa informazione non si è attenuta ai fatti, è un fatto di violenza, non ha parlato di violenza, ma ha sviato la comunicazione su altre questioni. Esatto, e siccome sono state fatte da 3 testate diverse, scritte da 3 giornalisti diversi, in teoria avrebbero dovuto scrivere tutte e 3 le stesse cose, più o meno, no? Invece c'è chi ha puntato di più su un aspetto e di più su un altro, e questo effettivamente avviene tutti i giorni su qualsiasi notizia. Però quando si parla di questioni così delicate bisognerebbe fare più attenzione. Beh, credo che siano degli elementi interessanti per anche noi provare a leggere da domani in poi gli articoli in un modo diverso, no? Esatto, e forse anche scegliere una stampa piuttosto che, cioè una testata dei giornali piuttosto che altri, certo, anche rispetto a questo modo di affrontare le notizie, certo, e come affrontano questo genere di notizie possono affrontarne anche altri. E anche segnalare se si leggono delle cose
sbagliate, scorrette dal punto di vista deontologico, perché qualsiasi cittadino può segnalare all'ordine dei giornalisti della propria regione, leggete sul Gazzettino una notizia scritta in maniera scorretta, qualsiasi cittadino manda 2 righe all'ordine dei giornalisti che valuterà se sottoporlo al Consiglio di disciplina dell'ordine, come è giusto che sia. E questo è il caso di Alberto Genovese, l'imprenditore diventato ricchissimo con una start-up che faceva questi festini sulla sua terrazza a Milano. E cosa succede? Che quando viene arrestato per aver stuprato in maniera terribile una giovanissima che partecipava a una di queste feste, fra l'altro addirittura registrate dalle telecamere che lui aveva in casa, perché aveva telecamere dappertutto, cosa succede? Che il Sole 24 Ore comunica la notizia di cronaca nera, ma fa tutto un pezzo per dire quanto era bravo questo imprenditore, un vulcano di idee, di progetti che per il momento è stato spento, e poi tutto un panegirico sulla sua bravura. Ha studiato alla Bocconi, poi ha fondato una società di consulenza, è il fondatore di Facile.it che ha venduto per 100 milioni nel 2015, poi prima assicurazione, insomma se ne dà tutto un quadro del grandioso imprenditore, senza fare cenno quasi a questo inciampo per cui sarà ora costretto a fermarsi in prima persona almeno per un po', guarda un po'. Abbiamo perso Ma è come una se accettassero persona splendida. Esatto. È come se accettassero una sorta di legittima difesa psicologica dandogli la licenza di uccidere ai maschi. Sì, ma in questa... Con tutte queste attenuanti, allora io ti permetto di uccidere, cioè, oppure è meno grave. Certo. O comunque lui è un imprenditore così capace che pensa, ha avuto questo incidente che adesso lo fa star fermo per un po', grazie a Dio ancora in galera. Ma in generale si Certo, sono tutte scuse. in base alle attenuanti psicologiche, cioè permettono di uccidere, cosa gravissima. Certo. Sì, sembra una deresponsabilizzazione dell'uomo. La cultura permette ancora agli uomini di uccidere. Sì, certo. Questo è gravissimo. Gravissimo. Anche l'accusa che è stata fatta cioè legalmente è stato fermato quest'uomo, è stato spento questo vulcano, è stato spento, è un tono accusatorio. Che cavolo avete fatto a spegnere quest'uomo che era un vulcano, dentro una cavolata del genere? E infatti anche qui, se andiamo a vedere il campo semantico delle parole usate per raccontare questo episodio, vedete che nel caso del Sole 24 Ore al 96% si usano parole che hanno a che fare con il lavoro e la professione e al 4% con la violenza, mentre invece il Corriere della Sera è abbastanza equilibrato tra la violenza e la dipendenza, perché sotto c'era tutta una storia di abuso di cocaina ai massimi livelli. Che comunque giustifica. Sì, che giustifica fino a un certo punto, perché in realtà anzi delle due è un aggravante chi compie un reato. No, ma intendevo dire nella comunicazione, sì. non nella legge, Sì. nel dibattimento certo, del processo. giustifica che lui era strafatto di cocaina, infatti poi è stata la sua tesi difensiva, che lui era strafatto di cocaina, non era più lo eccetera. E invece Repubblica che si divide fra la violenza, le dipendenze e il lavoro. Il lavoro è proprio l'unica cosa che non c'entra nulla, poteva essere un elettricista, un operaio o appunto un grande imprenditore che non cambia nulla
sul reato. Poi c'è tutto il mondo se l'è cercata, se l'è voluta, non è stata prudente, non doveva andare all'ultimo appuntamento. Questo è successo in Irlanda, lei portava il tanga, lo stupratore è stato assolto. Chi è questa immagine? In Irlanda è il pubblico ministero. Questa è il pubblico Sì, ministero. è il pubblico ministero, una donna purtroppo, che porta in aula un tanga per dire che lei portava il tanga, quindi evidentemente non lo so, era seducente, non lo so di quale ragione ci sia dietro, per cui lo stupratore è stato assolto. Aveva gli occhiali che travedeva il tanga sotto il vestito. Oppure altra colpevolizzazione della vittima. La ragazza stuprata dal bravo imprenditore, Vittorio Feltri, dice i copreinomani vanno evitati, ingenua la ragazza, quindi è colpa sua che stava ingenua, è andata a casa di un copreinomane, doveva prevedere che questo avrebbe perso la rotta e avrebbe potuto farle del male, quindi anche qui è colpa sua che è andata a casa di uno che ha una dipendenza. Stupro di Firenze, qui fu il caso di due ragazze americane stuprate da due carabinieri in servizio, tra l'altro. Molto noto il caso. Esatto, che le accompagnarono a casa. Queste due ragazze erano ubriache, quindi con una capacità scemata di difendersi e di capire cosa stava succedendo e le violentarono sulle scale. Durante il processo venne chiesto a una delle ragazze se quella sera portava le mutandine, che anche qui non si capisce che senso abbia la cosa, cioè siamo sempre... Le professioni Sì, addirittura gli uomini la stanno... Cioè, lei si può far chiamare come vuole, anche Paperino, però io quando scrivo la presidente, perché è la lingua italiana che fa fede. Però non è solamente però, una eh. casa. Ma Io sto molto attenta quando leggo parlano e dicono il presidente. magari se si rivolgono a lei, sì, perché lei chiede di rivolgersi così a lei. Però lei vuole venire chiamata il presidente. lei vuole venire chiamata il presidente. Quindi se uno vuole essere chiamato E poi se una si laurea dicono è dottore di legge, non è dottoressa, perché dottoressa avrebbe un altro significato. Si dice è dottore. No, è dottore, no. È dottore, quando uno viene si laurea dicono è dottore, Volevo dire. è dove è ora dottore in. Volevo dire nei ruoli politici, scusate, nei ruoli politici il dibattito è già iniziato ed è stato abbastanza, tanto che se la nostra Presidente del Consiglio si fa chiamare al maschile, c'è tutte quante dicono no, cavolo. Mentre un'architetta, la chiamiamo architetto ancora purtroppo, no? Una dottoressa, perché la chiamiamo dottoressa e non dottora? Cioè, nelle chiudo, Scusa, no, no, voglio... siamo un po' nelle professioni più normali c'è ancora molto da fare. Certo, molto. c'è ancora molto da fare, quindi insomma come vi avevo detto il punto 9 parlava di non sfruttare la morbosità delle notizie e il punto 10 è quello che si occupa principalmente del femminicidio e che dice le cose che ci siamo dette fino adesso sulle giustificazioni, sui termini da non usare, raptus, follia, che non si possono abbinare a degli atti criminali. Grazie. Io vi ringrazio. Noi ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a tutte e due per questo dialogo che sarebbe continuato a oltranza e speriamo di riprenderlo in altri
momenti in altri contesti. E grazie a tutti per la partecipazione. Scusa, prego. C'è la mostra per chi non l'ha. C'è la mostra, ancora pochi minuti per la mostra, fino alle 19:30.